Buonasera, buon pomeriggio, non lo so, sono un po' confuso perché oggi pomeriggio stiamo registrando questa puntata di Rugby House, una puntata speciale, siamo nel bel mezzo delle semifinali, finita gara 1 al plebiscito 10 pari, una partita combattuta, roccambolesca, decisa proprio all'ultimo secondo, ma fra qualche giorno, fra 3 giorni per la precisione, qui dietro di noi allo stadio Mario Battaglini avrà luogo gara 2 di semifinale che deciderà chi andrà in finale di questo Peroni Top 12 2019. Lo facciamo con chi oggi? Beh, oggi ne parliamo con il capitano, il nostro capitano Matteo Ferro. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E ci serviva un altro elemento che conoscesse perfettamente le due sponde dell'Adige. Bentornato Rocco Salvan. Ciao Andrea, buonasera. Allora Matteo, man of the match domenica, partita piovosa, partita durissima, intanto tranquillizziamo un po' i tifosi, stai bene? Sì, sto bene, ho solo una forte contusione alla caviglia, ma domenica sarò regolarmente in campo. Diciamo una partita combattuta, decisa proprio alla fine, in sede di commento abbiamo detto che era una classica partita da Charles Darwin, da evoluzione della specie, solo chi sapeva adattarsi avrebbe portato a casa il match. Sì, partita durissima, proibitiva per le condizioni meteo, l'acqua che c'era in campo, il freddo che c'era in campo. E diciamo che noi siamo tra virgolette soddisfatti del risultato perché comunque ci giochiamo tutto in gara 2, sapevamo che ci giocavamo il passaggio nella sfida in casa. Siamo stati penso abbastanza bravi per tutta la partita, abbiamo gestito abbastanza bene i nostri possessi e difeso molto bene gli attacchi del Padova. Peccato per la fine, però per le condizioni del campo, le condizioni meteo e l'avversario, che comunque non dimentichiamo che sono i campioni d'Italia in carica, penso che possiamo essere abbastanza soddisfatti. Ecco Rocco, una tua visione, un punto di vista sul match di domenica, su gara 1? Ma è stata una gara un po' particolare, aspettavo qualcosa di diverso, nel senso che credevo che il tempo avrebbe avvantaggiato un po' di più il Petrarca e invece sono stati abbastanza in difficoltà, mentre Rovigo secondo me ha fatto molto bene. Sì, concordo con Matteo l'importanza di gara 2, però credo anche che ieri Rovigo abbia perso l'occasione un attimino per probabilmente anche chiudere la partita, perché c'è stato un momento dove poteva finire anche 4-0 e sarebbe stato probabilmente anche un risultato giusto. È stata una partita difficile per entrambe le squadre. Secondo me è stata difficile anche per l'arbitro, perché comunque è una partita dove si muove poco il pallone, dove ci sono tantissimi punti di incontro e dove Matteo l'ha fatta da padrone, secondo me, su tante situazioni di recupero palla. Qualche calcio gli è stato anche fischiato irregolarmente e dove l'arbitro secondo me ha un po' anche faticato a mantenere un po' di ordine, però ripeto, era veramente difficile per tutti ieri. A proposito dell'arbitro non se ne parla mai, non ne parliamo mai, ma sostanzialmente c'è un giudizio positivo riguardo Piardi, no? Sì, io lo reputo uno dei migliori arbitri in Italia, proprio per come riesce a gestire la partita, ma anche col dialogo che riesco a avere io personalmente con lui. È un arbitro sempre molto diretto, preciso, pacato, che ti dà le giuste indicazioni sia a me personali che per la squadra prima della partita, ma anche in campo, e penso che sia una cosa fondamentale riuscire ad avere un dialogo positivo e costruttivo per poter svolgere la partita nel miglior modo possibile. La partita di domenica è un esempio che rispetto alle ultime partite abbiamo fatto penso solo 7-8 falli, calci di punizione, quando nelle partite precedenti viaggiavamo una media di 14-15 penalità, quindi sicuramente io lo reputo uno dei migliori arbitri, che ha dimostrato anche domenica la sua bravura. Non potrà essere perfetto come non siamo perfetti noi in campo, quindi qualche sbavatura anche per lui ci sta, ma per me ha superato la prova a molto buoni voti. Ecco, Rocco, tu parlavi di un Rovio che a un certo punto poteva chiudere probabilmente già la doppia sfida, e probabilmente forse il key moment, il momento chiave è stato quella mischia che noi prendiamo calcio contro quando la richiamiamo dopo un vantaggio. Probabilmente lì si è un po', non dico un po' girata la partita, ma il Petrarca ha preso coraggio. Può essere anche dal tuo punto di vista?
Sì, sicuramente è stato un momento positivo per Padova, che aveva appena effettuato un paio di cambi importanti davanti, e credo fosse la prima mischia che faceva Cannone in seconda linea, se non sbaglio, Sì, giusto sì, appena Matteo? entrato, sì. E c'è stato probabilmente un po' un misunderstanding tra Alberto Chillone e Monberg, perché Sì, c'è c'è stato un stata problema con un'introduzione l'introduzione. con la palla che è rimasta in mezzo, Jack ha provato a Esatto. talonarla più volte e lì ci ha preso. E lì sì, Petrarca è riuscito a venire fuori. Ti dicevo, aspettavo qualcosa di più da Padova, perché il primo tempo, soprattutto con il vento a favore, doveva probabilmente utilizzare un po' di più le capacità balistiche di Menniti, soprattutto in particolare, per tenere Rovigo nel suo campo, cosa che invece ha fatto molto bene secondo me Rovigo nel secondo tempo, ed è riuscito ad amministrare fino praticamente all'ultima azione. Non dimentichiamo che Padova ha fatto diversi cambi davanti e Rovigo li ha fatti proprio per necessità, e se non sbaglio i primi tre hanno fatto tutti e tre 80 minuti, per cui una partita come quella di ieri giocata su un campo così, voglio dire, sono stati veramente bravi a tenere fino alla fine. Ecco, allora, se siamo abbastanza sereni sul fatto che tu sei a posto, Matteo, l'ambiente com'è? Come ha recepito questo pareggio? Come sta vivendo questi giorni pre-gara 2? I ragazzi sono tranquilli, siamo tranquilli, sappiamo quali sono i nostri mezzi, le nostre potenzialità, sappiamo che come ogni partita dobbiamo pensare a noi stessi, al nostro rugby. Sai, quando ci sono due sfide così andate e ritorno, con la seconda partita che te la giochi in casa, come ti dicevo prima, sai che comunque la partita fondamentale è con la gara di ritorno in casa, dove sei tra le mura amiche col tuo pubblico e quindi hai sempre quel qualcosa in più. Gara 1 è finita in parità, quindi abbiamo tra virgolette la tranquillità di giocarcela e la fortuna di giocarcela in casa come fosse una gara secca, come fosse una finale, e i ragazzi sono consapevoli di questo, sono consapevoli delle potenzialità che abbiamo, delle opportunità che abbiamo, perché non dimentichiamoci all'inizio campionato che nessuno ci dava in corsa per i playoff addirittura, e adesso andiamo a giocarci la finale in gara secca col Padova, quindi siamo tranquilli, siamo fiduciosi e stiamo lavorando bene, pronti per scendere in campo domenica. Ecco Rocco, visto che tu conosci molto bene, essendo allenatore della seconda squadra del Petrarca, l'ambiente padovano, quali sono stati i feedback dopo il match di ieri a Padova? Ma sicuramente c'è stata un po' di preoccupazione, soprattutto per il discorso della mischia ordinata, dove credo sia una delle due situazioni dove Rovigo ha fatto risultato, e lo potevano fare più ampiamente, la mischia ordinata e il gioco al piede, nettamente a favore del Rovigo. In più, come diceva Matteo prima, c'è stato il discorso della disciplina. Stamattina parlavo con il nostro amico Conforti e mi diceva che sono stati 17 calci di punizione a 6. E tu capisci che è difficilissimo giocare quando prendi tutti quei calci di punizione, però tanti sono venuti proprio dalla mischia ordinata, dove Rovigo è stato nettamente superiore. I feedback sono, diciamo, positivi, nel senso che tutto sommato riconoscono che ieri sono stati fortunati, le cose sono andate meglio di come si erano messe, per cui insomma sono consapevoli del fatto che venire a vincere Rovigo è difficilissimo e sarà veramente una cosa tosta, però credo che vengano con lo spirito giusto, con lo spirito comunque di provarci, per cui io aspetto una grande partita anche domenica prossima. Facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights di quanto è successo domenica al plebiscito, il pareggio 10-10 tra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Argos Petrarca Padova. È tutto pronto per il derby numero 165 tra Petrarca Padova, campione d'Italia, e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Pioggia torrenziale, il tifo di Rovigo subito a farsi sentire. Il tempo non sono dei migliori, quindi Rovigo adesso si gioca questa touche. Un primo blocco sporcato ma ancora preso da Rovigo. Diego Antel riesce ad andare oltre il tentativo di paccaggio da parte di Galletto, l'argentino arrivato a metà stagione. Matteo Ferro ancora la carica, buono per Alvorsen, Davido dietro, c'è un più largo attacco dietro, c'è un più, va da solo, non ha aperto, forse però ci arriva in questo momento, mamma mia, non è riuscito a aprire. Rovigo ci prova con Ricky Brugnara, la meta di Riccardo Brugnara. Non è meta. Attenzione di Piardi, l'introduzione di Alberto Chillone.
bassissimi 2 pacchetti, la voglia di averla meglio in questo frangente. C'è l'avanzamento rosso-blu, adesso obbligato a giocarlo con Diego Antel, finte va lui, non si deve isolare Diego Antel, palla ancora a disposizione per i rodicini, vediamo con Chillon, cambia il senso Chillon, va a navigare Chillon, cerca un sostegno vicino, a cacciare però il Petrarca, palla che è a disposizione per i rosso-blu, probabilmente un pick and go vincente della FMC Z Rugby Rovigo Delta. Questa volta vanno, Arriva alla meta della FMC Z Rugby Rovigo Delta, segnata da Matteo Ferro. A verificare se le cose che l'arbitro in campo non riesce a Leo vedere. Mantelli infila la Cassi, 2 punti aggiuntivi, avvicinarsi alla FMC Z Rugby Rovigo Delta, palo, prova a giocare Denis Majstorovic, il piede di Denis Majstorovic da Lacca, dando le spalle al kicker padovano, che stavolta infila Lacca sulle bandierine, ingaggio fra i 2 pacchetti, su a mettere dei problemi, c'è già un vantaggio per Rovigo che prova l'avanzamento, Alvorsen, Mantelli, l'inserimento di Davido Diete per Guido Barion, ancora Rovigo con Diego Antel, resta in piedi Antel, ribaltato il primo centro argentino. Rovigo è ancora sotto vantaggio, Questo è importante, io ricomincerei, detta come va detta. Ci prova il drop Leo Mantelli, nulla da fare, si ricomincia, 3 punti e andiamo negli spogliatoi, insomma, di esperienza. Nel frattempo vediamo Mantelli, infila l'H, Rovigo avanti 10-3 e finisce qui il primo tempo allo stadio Plebiscito di Padova con il Rovigo in vantaggio di 7 punti sull'Argos Petrarca Padova. Cugini, Antel atterra, questo Ragusi dal punto d'incontro riesce ad andare oltre e c'è la meta dell'Argos Petrarca Padova. Non dovrebbe essere meta probabilmente. Vediamo cosa decide. È un in avanti, è quello di Sua. 4 saltatori per il Petrarca. La presa è buona a parte di Trotta, centrale. Prova a organizzarsi la difesa da Rodigina. Diego Antel, Mancini pari, prova ad andare oltre. Ancora meta. Salvata dal Rovigo proprio a pochi centimetri dalla linea di meta, Andrea. Ancora palla lì con Jeremy Sua, vediamo se proverà lui o andrà a innescare qualche compagno. È Cannone, sospinto anche centralmente, darebbe l'opportunità di una trasformazione agevole. Petrarca che prova fino alla fine. Micheletto, meta del Petrarca. Meta del Petrarca allo scadere. Zini si prende tutto il proprio tempo e infila l'H. Finisce il match con il pareggio fra 10 pari tra Petrarca Padova e FMC Z Rugby Rovigo Delta. Seconda parte di Rugby House con Matteo Ferro e Rocco Salvan per parlare di gara 2. Abbiamo un po' chiuso quello che è stata la parentesi legata a gara 1, 10 a pari tra appunto i rossoblu e i campioni d'Italia, e adesso c'è questa nuova sfida da affrontare qui al Battaglini. È ovvio, è normale insomma che l'attesa sia alta, le aspettative di vedere un Battaglini pieno siano concrete, c'è entusiasmo in città, c'è la voglia di vedervi giocare bene e magari ovviamente vincere. Sì, sappiamo che Rovigo Padova è sempre una sfida speciale, il pubblico di Rovigo ha sempre risposto a queste sfide storiche e affascinanti, viene addirittura in una semifinale, quindi i presupposti ci sono tutti. La partita mi auguro che sarà una partita bella sia per noi in campo che per gli spettatori fuori, quindi mi auguro di vedere le tribune piene, i tifosi che si divertono e una bella giornata di rugby. Ecco, Rocco, entriamo nel tecnico. Secondo te come sarà sviluppata la gara 2? Ma io aspetto una gara completamente diversa rispetto a quella di ieri, e se non altro per le condizioni meteo, per cui credo che lì finalmente riusciremo a vedere quanto è bravo ad attaccare Rovigo, perché Rovigo attaccherà, perché è la squadra migliore, che gioca rugby migliore secondo me in Italia in questo momento, e quanto sarà solida e quanto sarà efficace la difesa di Padova. E se Padova riuscirà a sistemare un po' la miscoordinata, allora secondo me sarà una partita combattuta fino alla fine. Se continueranno i problemi davanti, con un campo asciutto
credo che la sfida sia piuttosto sbilanciata a favore di Rovigo. Tra l'altro io non sapevo delle condizioni fisiche, a patto che ci fossero, sulla scelta di mettere Scarsini e Geroso Galetto al posto di Mancini Parri e Cannone in gara 1. Forse la volontà era proprio quella di mettere chili fisicità nel secondo tempo e cercare di rompere lì. Tu pensi che qui a Rovigo faranno lo stesso? No, proprio per il fatto che sarà una partita diversa e quindi bisognerà attuare una strategia completamente diversa. Sai, ieri secondo me Padova ha usato poco il piede, perché teme le frecce rosso-blu dietro, quindi Vario Diete, Cioffi, Antal e compagnia. Però è anche vero che, sai, le partite nei campi come quelle di ieri azzerano un po' tutte le velocità. Io mi divertivo un sacco quando giocavo nel fango e credo sia divertito un sacco anche Matteo ieri, per cui ti dico, poi invece quando il campo è asciutto e c'è la possibilità di muovere il pallone, c'è la possibilità di far ritmo, di far volume, credo che la strategia del Petrarca sicuramente cambierà. Ecco, Matteo, allora nel Petrarca probabilmente rientrerà Riera a 13, quindi questo è un innesto importante per loro, anche se arriva da un po' di tempo fuori dai giochi. C'è Umberto Casellato nel post partita ha detto: abbiamo fatto vedere che alla bisogna sappiamo giocare anche in modo diverso. Cosa ne pensi? Sì, è vero. Mi ricordo tante partite, soprattutto dopo Calvisano, eravamo stati criticati perché usavamo poco il piede, e domenica in condizioni di campo difficili, di meteo difficile, penso che abbiamo utilizzato molto bene il piede per prendere campo, per portare Padova nella loro metà campo e tenere la pressione. Penso che domenica, sperando che ci sia bel tempo, la partita sarà diversa, ma sarà comunque un aspetto da non sottovalutare, il gioco al piede, per tenere gli avversari lontani dalla nostra metà campo, dalla nostra zona punti. Quindi anche domenica la disciplina farà da padrone in campo, perché essendo finita in parità, chi vince la partita non ci sono da fare tanti calcoli di differenza punti, quindi tutto ciò che c'è da portare a casa per aprire il vantaggio è da portare a casa, perché partiamo tutti quanti alla pari, quindi non ci sono da fare calcoli, c'è solo da vincere la partita. È come se gara 1 non fosse mai stata giocata principalmente. Questo però, Rocco, dà una discreta pressione ai calciatori. Sicuramente, infatti concordo con Matteo sul fatto della disciplina, ma la disciplina scaturisce dal saper controllare proprio le emozioni in modo particolare, perché tutti i giocatori che scenderanno in campo saranno comunque consci dell'importanza della partita, e il problema vero è saper gestire appunto la pressione, in modo particolare i calciatori, ma tutti, non pensare, Andrea, perché fa la differenza un calcio sbagliato, come è successo domenica, poteva fare la differenza un calcio sbagliato, come magari può fare la differenza un cartellino, perché rischia di mettere in crisi la propria squadra. Per cui sarà una partita, secondo me, veramente tosta, sarà una partita importante sotto tanti profili, e quello è l'aspetto mentale, secondo me conterà molto. Una partita complicata, quindi. Allora, Matteo, secondo te qual è l'errore che non dovrebbe compiere Rovigo, che non dovrà compiere Rovigo domenica? Sicuramente non dovremmo entrare in campo con la presunzione che la partita possa essere facile per noi, perché giochiamo in casa nostra e perché in casa nostra abbiamo già vinto col Padova in un campo anche più pesante nella gara di ritorno di campionato. Quindi sicuramente dovremmo entrare con la concentrazione, col focus al 110%, perché come ti dicevo, in queste partite qua un'azione può fare la differenza fra la sconfitta e la vittoria, fra il passaggio, no, del turno. Ricordiamo l'anno scorso in semifinale con Calvisano, possesso nostro, un calcio di punizione, Calvisano che va in touche, fa delle fasi, drop e vanno in finale loro. Quindi ogni momento sarà fondamentale per il risultato finale della partita, quindi dovremo essere attenti al placcaggio, alla racca, a qualsiasi situazione che può essere 50-50 che l'arbitro deve valutare. Quindi noi dovremo pensare, ti ripeto, al nostro gioco, a fare il nostro miglior rugby nella partita per adesso più importante della stagione. Rocco, secondo te qual è l'errore che il Petrarca non deve compiere?
Ma il Petrarca non deve compiere, secondo me, l'errore comunque a un certo punto di mollare, perché anche domenica la partita si era veramente messa male, sembrava che fosse tutto quanto perso, si aspettava un attimino il colpo del capo da parte di Rovigo, e invece alla fine con 5 minuti di grossa pressione nei 22 riesci a finire la partita, non dico galvanizzato, ma comunque ti rimane una sensazione positiva addosso, perché porti a casa 2 punti che in realtà non speravi più di fare. Io credo che sia un po' questa la chiave per il Petrarca. Sicuramente arriveranno momenti difficili, sicuramente arriveranno delle situazioni un po' delicate da gestire, ma mentalmente deve lavorare tutti gli 80 minuti e poi quando l'arbitro fischierà alla fine là si tireranno veramente le somme. Vi faccio una domanda, ma non rispondetemi tutti e due. Analizzando quanto ha fatto il Petrarca domenica, Petrarca praticamente è venuto 2 volte nella nostra metacampo nel secondo tempo, hanno annullato la meta di Simone Ragusa e hanno segnato con Micheletto, per cui è meglio lavorare sul territorio o gestire il possesso domenica, col fatto che loro hanno questa grande capacità e questo grande cinismo. Ma ti rispondo per quello che è il nostro rugby, la nostra filosofia. Quando la squadra in attacco ha sempre meno probabilità di fare falli rispetto alla squadra in difesa, quindi sicuramente chi ha il possesso avrà un vantaggio, perché comunque intanto con la palla in mano puoi segnare delle mete, puoi segnare dei punti, e poi difendere per 80 minuti non è facile come attaccare per 80 minuti. Poi con il rugby che siamo riusciti a mettere in mostra quest'anno, con i tre quarti che abbiamo, con l'individualità che abbiamo soprattutto dietro, difendere per 80 minuti quando ti ritrovi magari una seconda linea, un pilone contro delle gambe come quelle di David o di Cioffi, o con la fisicità di Diego, di Dennis, diventa difficile, soprattutto sulla lunghezza di una partita di 80 minuti può fare la differenza. Quindi per quanto mi riguarda è sempre meglio avere il pallone, attaccare, che poi prima o poi gli spazi li trovi. Se c'è il focus, la disciplina e l'attenzione giusta, lo spazio prima o poi lo trovi. Una partita come quella di ieri è tutta la vita al territorio. Una partita come quella di domenica prossima altrettanto il possesso. Possesso perché parlo per il Petrarca, a Rovigo piace attaccare, lo fanno bene, sono bravi. Io se potessi farli difendere 80 minuti li farei difendere 80 minuti. Ecco, ragionando anche sul fatto che Calvisano ci ha messo in difficoltà, tra virgolette, aspettandoci e cercando di cogliere il momento giusto, per cui sarà interessante l'atteggiamento del Petrarca. Sappiamo che noi, ora abbiamo capito che non abbiamo solo un modo di giocare, possiamo essere abbastanza modellabili, è ovvio che Calvisano un po' ha fatto vedere come teoricamente ci si può mettere in difficoltà. Per cui per te, Rocco, come la gestirà il Petrarca? Cercherà di copiare un po' più Calvisano o cercherà di fare la partita? Ma guarda, ora nello specifico credo che ognuno adotti poi una strategia legata ai propri giocatori. A livello di principio generale credo che Padova debba venire a Rovigo a fare una grossissima pressione e a fare veramente una partita ruvida, una partita dura, ok? Per non permettere a Rovigo di giocare con tranquillità e serenità, perché nel momento in cui muovono il pallone e lo fanno con velocità sono veramente difficili poi da fermare, per cui è là. E quando hai la palla possibilmente non gliela devi regalare, come è successo invece tante volte ieri. Sono stati molti più errori di gestualità, molti più errori di handling da parte del Petrarca rispetto a Rovigo, per cui sai, là gli consegnavi la palla su un campo allagato con un freddo barbino. Domenica prossima, se c'è una bella giornata, vuol dire dare dei palloni anche abbastanza facili da giocare. Non dimentichiamo che poi i palloni di recupero per squadre che hanno gambe sono i palloni più pericolosi poi da dover difendere. Ecco, facciamo una cosa, andiamo a sentire anche un'altra parte di Padova che ci vuole comunicare lo stato d'animo nella città del Santo. Simone Varrotto, cosa si dice a Padova? Ci siamo, signore e signori. Domenica alle 16:30 si gioca il derby d'Italia più importante della stagione e probabilmente degli ultimi anni, in cui pure non sono mancate occasioni decisive, come la doppia semifinale del 2017,
dominata dal Rovigo, o lo scontro per il primo posto all'ultima giornata dello scorso campionato, vinto dal Petrarca. L'edizione numero 166 della partita più giocata della massima serie ha i canoni di una finale anticipata, in cui l'unica cosa che conta è avere un punto in più al fischio finale, con la prospettiva lontana ma non impossibile di poter arrivare ai calci piazzati nel caso di un altro pareggio. Femici Z Rovigo e Argos Petrarca scenderanno sul prato di uno stadio Battaglini in odore di tutto esaurito. I rossoblù di Umberto Casellato e Franco Properzi avranno dalla loro la gran parte del pubblico, questo è sicuro, ma i tuttoneri di Andrea Marcato partono psicologicamente avvantaggiati per aver recuperato allo scadere un match che i polesani hanno sempre avuto in mano e con cui avrebbero potuto mettere una pesante ipoteca sulla doppia sfida. La battaglia nell'acquitrino del plebiscito ha lasciato entrambe le squadre in perfetta parità e di fronte alle proprie colpe. I campioni d'Italia di essersi fatti sorprendere inizialmente dalla furia agonistica di Rovigo, finendo per commettere una valanga di falli e andando spesso in confusione. I rodigini per non aver chiuso il match ed essersi fatti acciuffare all'ultimo secondo. Il Femici Z sa di avere una marcia in più in spinta, l'Argos una rimessa laterale più efficace. Rovigo ha mostrato di avere le idee più chiare in fase di manovra, il Petrarca di poter disporre di una panchina più lunga per rimettere in discussione l'equilibrio. Per il resto, le condizioni atmosferiche e climatiche assolutamente fuori stagione della semifinale d'andata hanno fortemente condizionato i primi 80 minuti, impedendo alle due squadre di potersi esprimere al pieno delle loro possibilità. Difficilmente assisteremo ad un'altra partita della stessa intensità fisica che ha messo a dura prova la resistenza alla fatica e alle intemperie. La speranza di tutti è che si possa assistere ad uno spettacolo stilisticamente più gradevole, visto soprattutto il potenziale delle due sfidanti che nel corso della stagione hanno fatto vedere sprazzi di ottimo gioco. Il bollettino delle due infermerie è ottimo. A parte i lungodegenti non ci sono nuovi infortunati e l'unico acciaccato dalla prima semifinale, il capitano rossoblù Matteo Ferro, ha recuperato dalla botta al malleolo che lo ha costretto ad uscire anzitempo. Da parte patavina è pronto al ritorno in campo l'argentino Riera dopo uno stop di 1 mese e mezzo. Per dirigere questo attesissimo derby, il sesto di questa stagione tra campionato e coppa, è stato designato il livornese Liperini, che ha ottimamente diretto Valoregbi Emilia Calvisano. I giudici di linea saranno Bolzonella di Cuneo e Trentin di Milano, quarto uomo Giacomini Zaniol di Treviso, quinto uomo Cusano di Vicenza, television match officer Roscini di Milano. Ultima parte di Rugby House, ricordiamoci la semifinale fra 3 giorni, domenica, qui allo stadio Mario Battaglini, gara 2. Dobbiamo essere in tanti, di più forse, per sostenere i nostri bersaglieri in questa ultima partita interna, non ultima speriamo partita del campionato, perché in caso di vittoria, basta la vittoria, si accederebbe alla finale del Peroni Top 12, alla finale del scudetto. Dopo un anno di pausa riprenderemo insomma lo spazio tra le prime 2 del campionato. Allora, volevo parlare un po' con Matteo Ferro di un aspetto che è il pre-partita. Ma tutta la tua carriera principalmente è stata legata a playoff, è stata legata a momenti di grande intensità. Sta cambiando un po' il tuo modo di approcciare queste partite o diciamo bene o male è sempre lo stesso modo? Ma sai, queste non sono partite normali, non possiamo nasconderci, non sono partite normali perché comunque sono quelle partite che in una stagione valgono veramente tanto. L'approccio che io ho personalmente è un approccio quasi metodico che ho in quasi tutte le partite, di concentrarmi sul mio lavoro in campo, su quello che devo fare io personalmente e su quello che dobbiamo fare noi squadra come collettivo. Ti ripeto, è sì una partita importante, ma è comunque da affrontare con la mentalità che è sempre una partita di rugby e che scendiamo in campo in 15 contro 15, che c'è un arbitro, ci sono i tifosi, non c'è nulla di diverso da una partita di rugby se non il peso specifico che ha la partita. Quindi ci siamo allenati bene in settimana, ci siamo concentrati, abbiamo messo il focus su quegli aspetti che in gara 1 sono andati un po' male o un po' meno bene rispetto alle altre volte, quindi siamo fiduciosi e faremo di tutto per vincere la partita e andare in finale. Ecco Rocco, il tuo essere un po' un Englishman in New York, no? Un rodigino a Padova, in questi periodi come si vive? Ma sai, Padova è un po' particolare, la pressione che c'è qua, là non c'è, e anche se ho visto che domenica il pubblico ha risposto bene, tra l'altro è stata
molto corretta la partita anche sugli spalti, sono rimasto piacevolmente impressionato da questa cosa e la si vive con, non dico con normalità, perché non è vero che è normalità, però ripeto, non c'è tutta quella pressione che a volte poi risulta anche un po' dannosa per chi, tornando al discorso di prima, non ha la capacità di gestire le emozioni. Ecco, allora facciamo un piccolo passaggio a quella che è stata gara 1 dell'altra semifinale Calvisano-Reggio. Calvisano pare veramente vada tutto bene, nel senso non sembra neanche sforzarsi, porta a casa le partite, aggiungiamoci che Amenta si fa male dopo 5 minuti, insomma, cosa pretendono di più questi qua, Matteo? Sì, è vero che hanno sempre un pizzico di fortuna che gli altri magari non hanno, però è vero che anche la fortuna te la crei con un atteggiamento positivo, con una squadra messa bene in campo, con una disciplina, con attenzione, quindi c'è sì della volta della fortuna, ma è più, per noi che magari ne capiamo un po' di più, è più bravura per costruire delle situazioni che alla fine ti portano a fare dei punti e a vincere la partita. Comunque mi aspetto una gara di ritorno non così facile per Calvisano, perché Reggio comunque è già in campionato in casa del Calvisano, ricordiamoci che fino all'ultimo minuto erano lì per portarla a casa, ma secondo me conoscendo Reggio, conoscendo alcuni giocatori di Reggio, non gliela daranno così vinta, così facile a Calvisano. Ma spero che gli vada tutto bene, che diano 60 punti a Reggio, che si rilassino e che perdano la finale. Su questo va bene. No, sto scherzando. No, io credo che Calvisano, come diceva Matteo, abbia dimostrato, soprattutto in quest'ultimo mese e mezzo, quando le partite hanno cominciato a contare davvero, campionato e coppa, di avere quella tranquillità e quella maturità di saper gestire proprio i momenti. E questo viene fuori sicuramente da una consapevolezza della propria forza, ma viene fuori anche dall'esperienza di certi giocatori. Hanno dei quarantenni in campo, e se non sono in campo sono comunque in panchina e sono un po' i fari, sono un po' l'ancora a cui anche i ragazzi giovani si appoggiano nei momenti di difficoltà. Ti faccio qualche nome, il Vunisa piuttosto che il Cavalieri, piuttosto che il Semenzato, sono giocatori che a livello di leadership, a livello di conoscenza e credo anche di capacità di trasmettere serenità, sono giocatori veramente importanti e ti aiutano molto nelle situazioni di difficoltà. Sanno come parlare con l'arbitro, sanno come parlare con gli avversari, sono giocatori esperti. Sicuramente conoscono questo sport. In campo si sentono questi, no Matteo? Sì, sono anche Morelli, Chiesa, sì, sono giocatori che sono anni che affrontiamo, che questi ultimi anni stanno portando avanti, come si suol dire, la carretta in quel di Calvisano, perché Calvisano ogni anno rivoluziona la squadra con tanti ragazzi dell'Under 20, però c'hanno sempre questi fari, questi giocatori nei punti chiave che aiutano i nuovi entrati e comunque anche quando giochi in campo fanno la differenza, si sentono, perché comunque Cavalieri in touche è sempre uno molto rognoso che in difesa cerca sempre di rubarti la palla, in attacco è comunque uno dei migliori saltatori, insomma Chiesa a giocare al piede è uno molto molto bravo. Comunque sono dei punti di riferimento per loro, ma per noi sono comunque dei mirini da colpire per portare la partita alla nostra parte. Ecco, tu parlavi di saltatori e abbiamo parlato della partita di gara 1. È indubbio che qualche difficoltà rimessa laterale, giusto per tornare indietro, l'abbiamo avuta e non l'abbiamo menzionata. Forse anche i media non ne hanno parlato tantissimo, forse, perché presi dal meteo, presi dalla mischia, presi da un sacco di cose. Ci sono, speriamo di sì, margini per poter avere percentuali maggiori secondo te in gara 2, Matteo? Ma penso sicuramente di sì, venivamo da un ottimo periodo perché stiamo lavorando molto bene con l'allenatore, con Nicolò Badocchi, che prima non avevamo a disposizione. Domenica col meteo l'80% dei lanci in touche erano in mezzo e davanti. Quando c'hai solo due zone da marcare è più facile per la difesa saltare e rubare pallone rispetto a dover marcare su tutti i 10 metri. Quindi Perché noi tante
abbiamo nemmeno contestato, ne abbiamo contestato con Alvors e l'abbiamo anche rubato. Esattamente, quindi domenica che ci sarà, sperando bel tempo, secondo me sarà completamente un'altra partita, una palla asciutta, un campo più veloce, quindi più possibilità di fare movimenti in touche, di potersi smarcare con sicuramente un lancio più sicuro e una conquista, mi auguro, migliore di quella di domenica scorsa. Rocco, quando ti ho detto che in trasmissione c'era Matteo, tu eri contento. Spiegami la tua felicità, da cosa è data. Matteo è un ragazzo che conosco da tantissimi anni, ho avuto la fortuna anche di allenarlo con le nazionali giovanili, è un ragazzo del quale ho profonda stima e sono contento perché comunque ieri, ripeto, è stato protagonista della partita, ha vinto il man of the match, secondo me in maniera proprio chiara, e non potevano che darlo a lui, e per cui insomma mi ha fatto piacere trovarmi qua con Matteo, perché comunque è un ragazzo del quale ho stima come persona e come giocatore. Matteo, tu che voglia o meno in seconda ti ci mettono sempre alla fine, eh? Ma guarda, l'unico scudetto che ho vinto l'ho vinto giocando in seconda linea, quindi se dovessi andare in finale e dovessi giocare in seconda linea e il risultato è quello, mi va più che bene. No, a parte gli scherzi, io ho sempre detto a qualsiasi allenatore che mi metta a disposizione della squadra in qualsiasi ruolo, quindi che sia seconda linea, numero 8, flanker, mi fermo lì perché dopo il piede non so usarlo bene, quindi mi fermo al numero 8. No, perché andavi verso giù. Insomma, sai che aspiriamo sempre a giocare, a fare la bella vita dei tre quarti, come diciamo noi avanti, quindi... Perché sai che ultimamente i piloni sono tanto alti. No, Fine carriera. I numeri bassi non mi piacciono. Okay. Quindi no, mi metto a disposizione della squadra e qualsiasi sia il ruolo cerco di dare il mio contributo in campo. Ecco, Rocco, tu che Matteo lo conosci bene, lo stimi, lo apprezzi, quanto è aumentata la sua leadership all'interno della squadra, la sua figura? È sempre bello vedere dei giocatori che nascono all'interno del nostro vivaio, che crescono, trovano un loro percorso e qui poi prendono un valore specifico sempre più grande. È sicuramente importante. Matteo sta diventando proprio uno di quei giocatori che menzionavamo prima di Calvisano, no? Lui e lo stesso Edo Lubian sono ragazzi che a livello di leadership hanno preso piede, secondo me anche giustamente, perché sono supportati dall'esempio che danno, lo danno in campo, lo danno. Io non li vedo durante la settimana, ma immagino che il lavoro comunque della domenica sia frutto di quello che fanno durante la settimana. Li ho visti crescere tantissimo, ho visto i miglioramenti che hanno avuto, ma soprattutto sai, sono giocatori che conoscono benissimo la storia di questo club, conoscono benissimo gli equilibri che stanno in campo e soprattutto fuori dal campo, per cui sono ragazzi che sono indispensabili per questa squadra. A maggior ragione, Matteo, con una rosa così giovane come quest'anno. Cioè, vi siete trovati probabilmente nel timing giusto, la responsabilità è dire adesso noi siamo i leaders e dobbiamo dare l'esempio. È vero, ma è anche vero che quest'anno abbiamo uno dei migliori gruppi di lavoro degli ultimi anni, quindi quando ci sono dei ragazzi che si mettono in gioco al 100% con voglia di lavorare, con entusiasmo, con questi valori qua, è anche più facile per noi portare avanti e dare il buon esempio. Non ci sono mai state situazioni quest'anno di dover richiamare pesantemente dei ragazzi per comportamenti sbagliati sia in campo che fuori dal campo, quindi sicuramente questo ha aiutato sia me che tutti i ragazzi, i veterani, sia Edoardo Lubian, Giovanni Kirk, Chillon, Guido, quindi diciamo sì, abbiamo fatto un bel percorso di crescita, ma siamo anche stati aiutati da uno staff che è competente e da dei ragazzi che si sono dimostrati veramente degli ottimi ragazzi, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico per il rugby. Ok, siamo giunti alla fine di questa puntata al Tempio di Rugby House. Domenica 16:30, gara 2 di semifinale del Peroni Top 12 Femici Z Rugby Rovigo Delta contro Argos Petrarca Padova. Non ve la dico la terza volta, 2 sono più che sufficienti per venire allo stadio. Grazie Matteo per essere stato Ciao con Andrea, noi. grazie a tutti, ciao. Grazie Rocco. A voi, sarebbe un piacere. Domenica noi siamo qui, spero anche voi. Buonanotte.